Ciao, benvenuto in questo nuovo video riguardo l'ansia e il ciclo dell'ansia. Parlerò di neuroplasticità, di come l'ansia proprio fisiologicamente si attiva e si rinforza dentro il nostro corpo. Se soffri di dolori cronici persistenti, questo video ti darà un tremendo aiuto per capire come gestirla ed eventualmente abbassarla il più possibile, in modo che il tuo dolore di conseguenza si abbassi. Questa è la parte 1 di questo video sull'ansia, perché questa è la spiegazione di come funziona l'ansia. Nella parte 2 ti do 3 importanti azioni che puoi fare per abbassarla direttamente. Questa parte però è importante prima che vai direttamente alla pratica per capire come funziona l'ansia. Chi sono io per dirti questo? Sono Alessio Veneziano, sono fondatore di Veneziano Therapy, che è un portale dedicato a persone che soffrono di dolori persistenti e vogliono applicare un approccio più olistico che riguarda quindi l'esercizio mentale e l'esercizio fisico per ritornare all'attività che hanno sempre amato. Questa prima parte dell'ansia, in ogni caso questo video fa parte del mio corso online che si chiama Neurobalance, fatto apposta appunto per persone che soffrono di dolori cronici, dove metto gli step necessari, gli esercizi necessari non solo fisici ma soprattutto mentali e psicologici per ricablare il modo in cui il cervello produce il dolore. Se non lo sai, il cervello è colui che crea il dolore e lo alimenta. L'ansia è qualcosa che arriva prima del dolore ed è molto importante per te che sai come funziona, ok? Magari qualcosa sai già, ma è importante riprenderlo e capire perfettamente come funziona per modificarlo. Okay? Andiamo direttamente quindi a questa lavagna, dove non ti far confondere da tutto questo che c'è adesso, perché ti porterò step by step su ogni punto, ok? Partiamo dall'inizio. Che cos'è l'ansia? Ti do 3 principi. Il primo principio è che l'ansia non è altro che una protezione del tuo corpo, una protezione data dal tuo cervello per dirti non andare lì, non fare questa cosa perché potrebbe essere dannosa per te, potrebbe essere una minaccia, ok? La minaccia potrebbe essere reale o virtuale o fasulla, ok? Non è negativa l'ansia perché potrebbe anche salvarti la vita in certi casi, ok? Il fatto di entrare in una foresta, in una giungla dove probabilmente ci potrebbe essere un giaguaro nei paraggi, ti mette ansia per appunto proteggerti, ok? Ma noi non viviamo nella giungla e molte volte, 99% delle volte, questa ansia non è fondata poi su reali fatti che accadranno, ok? Perché non siamo in una prossimità di una minaccia reale, ok? Ma il cervello non lo sa, giustamente. Il secondo principio è che può essere un vero e reale disturbo che ti crea problematiche sociali e problematiche al corpo. Corpo inteso come non vai più a muoverti come prima, inizi a muoverti sempre meno e non vai a sfruttare le situazioni sociali che potrebbero quindi essere dei meeting, delle uscite con gli amici oppure al lavoro stesso, perché il dolore ti porta a evitare, l'ansia ti porta a evitare queste situazioni. Il terzo è appunto il più importante, ovvero parleremo di neuroplasticità, okay? La capacità quindi del cervello di instaurare nuove connessioni e evitare una problematica, un evento fisico, un evento o un movimento va a incrementare l'ansia. Questa è una cosa che devi capire, perché ogni volta che eviti qualcosa in realtà vai a incrementare l'ansia per la prossima volta, ok? Questo si può parlare di ansia per qualsiasi cosa. Ovviamente io parlo dell'ansia relativa al dolore persistente, però l'ansia può essere per qualsiasi cosa, nel senso che io ho avuto ansia del parlare in pubblico, della performance, ok? Parlare in pubblico o fare questi video faceva solo che a incrementare l'ansia per le volte dopo. Non sviamo adesso, non ingrandiamo proprio troppo il problema, parliamo direttamente
del ciclo dell'ansia. Ho fatto l'esempio della paura dei cani, del vedere il cane che arriva, se sei nel marciapiede, se hai paura dei cani o immaginati di avere paura dei cani, ok? Questo è semplicemente un esempio, magari ce l'hai già, magari è realmente vera questa paura. E poi l'applichiamo sul dolore. Se andiamo sul primo step, ok? Io vedo un cane, mi arriva da davanti, sto camminando nel marciapiede, vedo il padrone col cane, un cane abbastanza grosso, magari un cane di stazza grossa, ok? Nero, ok? Magari, giusto per farla, diciamo, completa la cosa. È un po' scuro, è un po' sera, cioè, quindi non c'è tanta luce, vedo questo cane grosso col padrone che arriva verso di me, io ho paura dei cani. Cosa succede? Il mio primo pensiero che arriva è: cavolo, ora questo cane arriva da me, mi attacca e cerca di mordermi o saltarmi addosso. Questo è il pensiero, ok? Lo step 3 è il sentimento. Ecco che lì arriva la paura. La paura, l'ansia, che sono sinonimi, arriva dopo il pensiero, giusto? Ok, tutto ha senso. Cosa succede dopo? Che tu eviti quell'evento, eviti il fatto di dire: cavolo, se questo mi morde io potrei morire, potrei, tra virgolette, morire, però voglio evitarlo a tutti i costi, quindi evito, mi sposto nell'altra parte del marciapiede o nell'altro marciapiede, nella parallela, per evitare il cane che arriva. Questo tu dirai: perfetto, magnifico, sto benissimo, ok? L'ansia va giù, ok? Probabilmente in quei secondi. Cosa succede? Ovviamente non succede nulla a livello sull'evento, cioè il cane non mi arriva, è tutto a posto, sono salvo, quindi non succede nulla, ma il cervello lì, ecco che succede una cosa molto importante. Il cervello manda un messaggio e dice: wow, me la sono scampata, potevo morire. E a chi lo dice? Lo dice a lui stesso, lo dice al corpo, ok? Magari anche inconsciamente. E a quel punto si attiva l'ultimo step, ovvero il cervello in quel momento dice: rifacciamolo di nuovo, con più efficienza la prossima volta. Quindi ogni volta che quella situazione del cane, qualsiasi cosa, si ripresenta, io cercherò di evitarla con più ansia. Ecco che questo è un principio appunto di neuroplasticità che avviene a livello del sistema nervoso centrale per evitare il danno, ok? E ogni volta che noi evitiamo, e non succede poi nulla, quindi evitiamo il problema, l'ansia arriverà sempre più forte oppure con più efficienza. Ora, come questo si va a riportare sul dolore? Questo è uno step molto importante che devi capire. Il dolore è portato, per i dolori persistenti, appunto da un pensiero precedente che può essere anche molto inconscio, ok? O da una neuroplasticità, da un aspetto fisiologico del tuo cervello che ha imparato a andare in protezione subito, ok? Va in protezione subito perché è andato in protezione nelle volte precedenti. Quindi questo si può dire: ok, cosa è successo? Magari ho mal di schiena, magari facciamo un esempio sul mal di schiena, ok? Evito di fare dei particolari movimenti perché quei movimenti mi creano dolore. Il solo fatto che noi pensiamo che il movimento potrebbe creare dolore, ok? Crea un sentimento di ansia. Lo evitiamo il movimento, qualsiasi esso sia. Non accade nulla perché ovviamente non l'abbiamo fatto quel movimento. Il cervello manda un messaggio: perfetto, meno male che non l'hai fatto perché potevi romperti la schiena, tra virgolette, o poteva arrivare un dolore così lancinante che poteva durare per 3 settimane o chissà cosa, non mi faceva andare al lavoro. Ecco che lì arriva la catastrofizzazione dell'evento. Parleremo di catastrofizzazione in un altro video. A quel punto il cervello ha imparato che quello lo deve evitare, e perché tutto questo giro l'ha già fatto, la prossima volta in modo efficiente ricrea questo sentimento di ansia molto più velocemente. Ecco che rimani bloccato in questo giro infinito di ansia, dolore, disabilità. Quindi nella parte 2, nel prossimo video,
nella parte 2 perché sarebbe diventato troppo lungo questo. Ti dico 3 importanti step per evitare di fare questo giro di neuroplasticità, quindi di produrre questo rinforzo di ansia modificando questi 2 step e quindi sentimento, ok? Questo lo potremo fare, te lo anticipo, con la visualizzazione. Lo fanno molto gli atleti professionisti, esempio gli sciatori, chiudono gli occhi, si immedesimano nella discesa perfettamente secondo per secondo, curva dopo curva. Ok, a te ti sembrerebbe una cosa molto difficile da fare, perché com'è possibile che il tuo cervello visualizzando può creare quella realtà al di fuori di sé? E questo è importante capire che è possibile, ci sono diversi studi ad attestarlo, non è nulla riguardo la legge di attrazione o chissà cose più esoteriche, che per carità io ci credo, nel senso che sono anche quelle potrebbero essere riviste come aspetti neurologici, e ci sono evidenze che attestano come la visualizzazione ricrea poi una realtà all'interno di te, ok? Non voglio uscire troppo dal topic, questo è quello che succede all'ansia. Ricordati che non è negativa perché ti crea questa protezione che molte volte potrebbe darti dei benefici, molte altre volte no. È un disturbo che ti va a creare, ti porta a evitare situazioni, lo devi già capire. Quando eviti di andare in un certo posto perché arriva l'ansia, sai già che se lo evito rinforzerai il problema, ok? Spero che questo video ti abbia dato una mano. Molte di queste cose che ti sto dicendo adesso in questo video sono dentro il mio corso Neurobalance con tutti gli esercizi pratici che in particolare servono per persone che hanno dolori persistenti, cervicalgia, fibromialgia, perché questo succede in tutti i corpi o esseri umani. Il sistema nervoso è uno al di là del problema che tu hai dentro il corpo. Ovviamente sono dolori dove non sono spiegati dal punto di vista strutturale, ok? Se non sai cos'è la differenza tra dolore strutturale e dolore neuroplastico, ti porto al video qui a destra o a sinistra, non so dove l'ho messo, per farti andare a capire cosa vuol dire. La parte 2 arriverà nei prossimi giorni, probabilmente che stai vedendo questo video adesso, probabilmente sarà già uscito, ok? Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video.